È il primo eliporto fuori delle strutture ospedaliere, quindi non in altezza come lo vedete in tanti ospedali, vicino alla centrale operativa SUEM. Essere il primo eliporto ospedaliero omologato d'Italia non è che una delle caratteristiche innovative della nuova sede del servizio urgenza ed emergenza inaugurata oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia nell'area dove sta sorgendo il nuovo cafoncello di Treviso. Un complesso da 8 milioni di euro tra strutture e tecnologie di ultima generazione. Sembra un qualsiasi fabbricato, invece all'interno c'è una duplicazione di tutti i sistemi vitali, dall'energia elettrica, rete dati, telefonia, perché la centrale non può fermarsi mai. Sono oltre 100.000 le chiamate gestite ogni anno da questa centrale operativa, 55.000 le missioni nella Marca, con una media di 150 al giorno. Sono 600 i decolli ogni anno che molto probabilmente dal 2021 saranno anche notturni. E guardando questa barella anticontagio vanno ricordati 726 trasporti di pazienti Covid positivi. Una virosi che nella punta di marzo ha superato quota 12.000 chiamate al 118. E proprio in tema di coronavirus, la conferma del tampone veloce nei pronto soccorso del Veneto, voluto dal direttore della virologia del Cafoncello Roberto Rigoli. Che sta utilizzando nei pronti soccorsi il Diasorin, che è un tampone veloce, per cui in 35-40 minuti noi abbiamo l'esito e la positività. Direttore Benazzi, che durante l'inaugurazione ha ricordato come la sanità trevigiana si stia preparando ad un possibile ritorno del contagio, facilmente confondibile però nei primi sintomi con l'influenza di stagione. Stiamo assumendo degli psicologi da mettere ovviamente anche a disposizione del pronto soccorso per aiutare la gente a superare anche questa psicosi. Quindi l'utente che viene e che è convinto di essere Covid positivo, che poi noi lo troviamo negativo, ma che comunque comincia ad avere queste turbe, può essere visto anche da un nostro psicologo e aiutato a superare anche questa criticità.